Allora, oggi l'idea mi era venuta ieri perché a un certo punto nominai il Cardillo e vi dissi che avremmo fatto una canzone sul Cardillo. Quindi oggi cantiamo Lucardillo, che è una canzone vecchissima, una canzone del Settecento. La Briola poi l'ha riscritta, diciamo. Che cosa dice questa canzone? Una canzone bellissima, però volevo parlare prima di iniziare a cantare. Ecco, mentre inizia ad arrivare il popolo della rete, Miriam, Lucia, fedelissime. Mentre arrivano, vi spiego un po' questa cosa del cardillo, perché nella tradizione napoletana questo uccellino con il visino rosso, con questa macchia rossa sugli occhi, è una vera e propria fissazione per molte persone. Tanto che se n'è fatto, specie nel secolo scorso, un commercio indecente, perché poi questi uccelli venivano catturati con le reti, quindi proprio da veri e propri uccellatori, diciamo cose che oggi ci fanno un po' schifo. Però questi cardellini venivano messi nelle gabbiette e quando tu andavi ad abitare una casa, la prima cosa che facevi era mettere la gabbietta, la caiola, con il cardellino fuori al balcone, perché il cardellino cantasse, perché gli altri sapessero che nella tua casa si cantava. Allora, questo cardellino, nella tradizione, ehm, affonda le sue radici prima di tutto nel paganesimo, perché è un'immagine dell'anima dei defunti che se ne va, il cardellino che vola. Ma con il cristianesimo c'è pure un po' di devozione verso questo uccello. Perché? Perché si dice, la leggenda narra che quella macchia rossa sul becco e sugli occhi gli sia venuta perché sia andato a togliere le spine dalla corona di spine che erano conficcate nelle tempie di Cristo. Quindi è un'immagine del sangue di Cristo, questo rosso che c'è sul capo del cardellino. E quindi questo cardellino sofferente canta in una maniera meravigliosa. Allora, come tutti gli uccelli, tutti i volatili in particolare, nella canzone napoletana sono usati spesso come messaggeri, hanno questa funzione angelica, vanno ad annunciare, vanno soprattutto a chiamare le nenne, cioè le fidanzate. Quindi hanno questa funzione di messaggeri d'amore. In altre tradizioni si scocca la freccia di Cupido, noi mandiamo il cardellino, no? Allora sentiamo che cosa dice questa canzone, vedo che siamo diventati un buon numero, possiamo cominciare. Allora ve la traduco: sto crescendo un bel cardellino, perché vengono addestrati questi cardellini, gli devo insegnare un sacco di cose. Deve andare da questo e da quello e portare le ambasciate, diciamo. Vabbè, state a sentire, si capisce, vai. Sto crescendo un bello cardillo, quanta cosa che l'ha imparato, ad aire da chiste e da kill, le masciate come da portare. Sento che bello mio, locananza, c'è una casa, una nena non c'è sta, tu la vita che non è distante, che la nena hai da ire a trovare. Ha già addocchiato dove deve andare questo cardellino, deve andare da questa nenna che non è distante. E qua inizia a fare tutta una serie di ipotesi. Se sta dormendo questa bella ragazza, vuoi non la prendere per una fata. Se sta affacciata al balcone, vuoi non la prendere per una rosa. Se invece la trovi che sta facendo l'amore con un altro, prendi questo coltello, affondaglielo nel cuore e portami il sangue. Ecco, questa cosa pure un po' crudele, feroce. Ma se la vedi pensierosa, zitto zitto, valle vicino. Si la trova che stace dormendo, pena fata, e non la pigliava, no rumore non fa con le penne, e guardi, tu la vista asciugare. Si è affacciata posta al barcone, e una rosa la vista
via, quei cardivi che là non ti suona, va battendo cardi naturale. Si la trova che face l'amore, sto portiello a nascondere ca, ti cancille deritta lo cuore e lo sangue tu mai da portare. Ma si pensa a te piano piano, zitta zitta t'anciai da costà, si afferra potevo con la mano, stampietta tu l'hai da zumpare. E una volta che gli hai zumpato in petto, che deve fare questo cardellino? Se vedi che questa ragazza ti afferra cianciosa, cianciosa significa vezzosa, aggraziata, un po' smorfiosa, allora quello è il momento in cui tu le dovrai parlare e dovrai dire a questa ragazza: il mio padrone per te non riposa, poveretto, ma perché deve morire? Deve morire d'amore e le deve fare la dichiarazione praticamente. E se ti accarezza e ti bacia, ah cardellino mio, allora io vorrei fare a cambio con te. Si te va se t'afferra cianciosa, tanto tu ti ha da dire così, lo patrono per te non riposa, poveriello perché ha da morire, t'accarezza e te vasa avviata, chiudi me tu si certo i cardi, si cuddica cagnarma mettata, dopo voglio davvero morire. Se posso cambiare il posto con te, dopo posso pure morire. Statevi bene.